Daspo e denuncia per i responsabili dei fatti avvenuti ad inizio di settembre, quasi tutti ragazzini. Con i soldi delle multe della polizia locale ad Agrigento si potrà acquistare la vernice per le strisce pedonali, così almeno sembra. Parla il presidente del Consorzio Turistico Valle dei Templi, Emanuele Farrugia. Oggi passaggio di consegna a Porto Empedocle tra i capitani di fregata Fabio Serafino e Antonio Ventriglia. Buongiorno da TVA Notizie. Per la rissa al porticciolo di San Leone di inizio settembre, Daspo e denuncia per i responsabili, tutti giovanissimi. Oggi conferenza stampa in questura per annunciare i provvedimenti. Il servizio di apertura di Arturo Cantella. La Polizia di Stato, attraverso un'attenta e scrupolosa attività di indagine, è riuscita a individuare e di conseguenza a denunciare 9 persone che nella notte tra il 3 e il 4 settembre si sono rese protagoniste di una violenta rissa avvenuta nella località balneare di San Leone a Agrigento. La rissa è avvenuta in una delle zone più frequentate della movida agrigentina durante la stagione estiva e ha visto coinvolti numerosi giovani sia agrigentini sia provenienti da comuni limitrofi. La notizia della rissa è circolata sui social attraverso un video e ha suscitato una vasta eco tra la popolazione. Pertanto, nei giorni successivi all'increscioso episodio, gli operatori della polizia della sezione volanti della questura di Agrigento, a seguito di un'attenta e efficace attività di indagine, sono riusciti a identificare alcuni dei partecipanti alla rissa e a ricostruire l'episodio. Sono infatti 9 le persone denunciate dalla Polizia di Stato per il reato di rissa, tutti ragazzi giovanissimi dai 14 ai 20 anni. Stamani la conferenza stampa in questura. Sì, si è voluto dare un segnale forte da parte della questura per cercare di prevenire questi fenomeni violenti delle risse legate soprattutto al fenomeno della movida, in particolare nella stagione estiva, fenomeno violento che si cerca sempre di prevenire. Per questo motivo si è subito intervenuto da parte della questura cercando di identificare i soggetti coinvolti nella rissa in modo tale da deferire l'autorità giudiziaria per il reato di rissa e poi intervenire con questi Daspo in modo tale da prevenire anche fenomeni di violenza che possono verificarsi in occasione degli eventi sportivi. Cosa prevedono questi Daspo? Sì, Daspo che sono stati combinati dal questore di Agrigento su proposta della divisione anticrimine, che subito si è attivata appena ha ricevuto le notizie di reato riguardo a questi 9 soggetti, 7 minorenni e 2 maggiorenni. Il Daspo prevede, peraltro nel numero di 2 anni di divieto e 3 anni di divieto ai maggiorenni, che questi possano partecipare, prendere parte sia come proprio attori, diciamo, ma anche come spettatori, che è la classica situazione, ma anche stare nelle vicinanze dei luoghi in cui si svolgono le competizioni sportive di qualsiasi tipo, tutte le competizioni che avvengono sotto l'egida del CONI, quindi non soltanto quelle calcistiche classiche, ma anche un basket, pallavolo, qualsiasi competizione sportiva. Bene, questi ragazzi da 2 a 3 anni tale tipo di competizione è assolutamente vietata, sia come partecipanti ma anche come autori stessi della competizione sportiva. È stata un'indagine tempestiva per l'individuazione di coloro i quali sono rimasti coinvolti in questa rissa e tantissimo ha contribuito anche alla diffusione del video sui vari social. È stata un'indagine più tempestiva, immediata, compiuta dai colleghi dell'UPGSP, di cui il dottore Montana è il dirigente. Appena hanno appunto appreso che circolava questo video e l'hanno visionato, poi è stato tempestivo sia l'attività investigativa che la raccolta delle fonti informative, perché si trattava di un video dove i soggetti erano completamente sconosciuti perché incensurati. Quindi sono state date delle fonti che hanno consentito di trovare già il primo responsabile e poi da questo si è partiti, no, come una tela di Penelope, a trovare tutti quanti gli altri corresponsabili. Poi, una volta poi avuta fatta l'informativa di reati informata alla G, si è passata alla fase appunto preventiva della combinazione dei DASPO, cioè divieto di incontro o divieto di partecipazione agli incontri sportivi. Quindi poi l'intervento successivo, ma immediato pure, il tutto si è esaurito in 7 giorni e forse neanche, da parte della divisione anticrimine, che è appunto la longa manus del questore in tale settore.
Questa attività, il messaggio della polizia è quello la polizia è sempre attenta a monitorare questi fenomeni violenti che si possono verificare soprattutto il sabato sera. E l'appello che mi sento di fare è quello di avvisare subito le forze di polizia, le forze dell'ordine, qualora si dovesse assistere a questi episodi. Quindi prima di utilizzare il telefonino per riprendere queste scene, utilizzare il telefonino per avvisare le forze di polizia. E dove è possibile cercare anche di far desistere i ragazzi dal portare a termine questi eventi che sono veramente incresciosi e assurdi. Uno la sera esce per divertirsi, non per fare violenza, e quindi questo è il messaggio che deve passare. Grazie. Con i soldi delle multe il Comune di Agrigento potrà acquistare la vernice per le strisce pedonali. Vediamo. Infrazioni al codice della strada e sanzioni. Gran lavoro per la Polizia Municipale di Agrigento, che ha elevato decine di multe a motociclisti e automobilisti indisciplinati con interventi mirati. E a proposito di sanzioni, pochi sanno che con le somme incassate si provvederà ad acquistare la vernice necessaria per ripristinare le strisce pedonali in città. O meglio, si dovrebbe acquistare la vernice. Sembra strana questa cosa, ma è quanto ci aveva dichiarato qualche mese fa l'assessore Francesco Picarella, sollecitato ad intervenire per rimediare alla mancanza di segnaletica orizzontale in diversi punti di Agrigento e in particolare nei pressi delle scuole di Fontanelle, dove tra l'altro per la presenza di un parco giochi servono drastici interventi per scoraggiare la velocità con la quale moltissimi automobilisti percorrono la via Alessio Di Giovanni. L'assessore Picarella aveva allargato le braccia quando ha ricevuto la segnalazione del pericolo, non potendo nemmeno intervenire, come detto, per le strisce pedonali, non essendoci praticamente somme disponibili. Adesso, è il caso di dire, non ci possono essere scusanti e bisognerà correre ai ripari e agire di conseguenza, visto che qualche euro con le multe di questi giorni è stato recuperato dal Comune. Staremo a vedere quale sarà il risultato. La collega Giovanna Neri ha intervistato Emanuele Farrugia, presidente del Consorzio Turistico Valle dei Templi, sul caro bollette ma anche sulla pulizia della città, soprattutto per quanto riguarda gli ingressi, che non sono un biglietto da visita per niente gradevole. Presidente, il caro bolletta mette in ginocchio il comparto turistico. Quali sono le proposte del Consorzio Valle dei Templi? È veramente un momento molto difficile. Ho visto personalmente le bollette di alcuni albergatori che mi hanno rappresentato la difficoltà per andare avanti, la difficoltà a proporre gli stessi prezzi, lo stesso prodotto agli stessi prezzi del passato. Ho visto triplicare le bollette che nell'agosto del 2021 erano di 15.000 euro, sono diventate qua di 44.000 euro, tra l'altro con le strutture che stanno facendo di tutto per ridurre il costo, il consumo sia giornaliero di tutte delle strutture, ma con tutto ciò è triplicato il costo delle bollette dell'energia elettrica. Io chiedo all'amministrazione comunale di tenere conto di questo e di utilizzare i tanti fondi mai utilizzati dalla tassa di soggiorno, di utilizzarli a favore degli operatori turistici che in questo momento realmente stanno vivendo un momento di grande difficoltà. Inoltre propongo la possibilità di poter dare una percentuale della tassa di soggiorno, un 20-25%, già viene fatto in tantissime altre città, di destinarla proprio a loro stessi, per cui fare una variazione del regolamento e motivare intanto gli operatori a chiedere la tassa di soggiorno, ma investirla su loro stessi. Ritengo che sia utile per il bene degli operatori, per il bene del lavoro, per il bene del turismo in questa città. Come la vede la candidatura di Agrigento a Capitale Italiana della Cultura? Ma io mi occupo di organizzazione di eventi, quindi posso essere semplicemente, come dire, favorevole.
ben venga la capitale della cultura, per cui sono assolutamente a favore della capitale della cultura. Capisco che è molto difficile, ci sono tante cose da sistemare, c'è la pulizia da curare in maniera assoluta, tutti gli ingressi della città, ahimè, sono veramente abbandonati a se stessi. Do degli esempi, invece non capisco perché altre cose funzionano e tante altre non funzionano. La panoramica dei templi è sempre pulita, perché? Perché c'è un cantoniere che giornalmente pulisce le strade. Io non capisco perché non ci possano essere dei cantonieri comunali che possano pulire, sistemare gli ingressi, quantomeno gli ingressi, le parti più importanti di queste città, le parti dove i turisti passano. Cioè, basta fare, secondo me, una giusta valutazione su quali sono le strade, quali sono i percorsi che utilizzano i turisti, quantomeno questo, il minimo questo. Certo, sarebbe ideale tutta la città, però chi si occupa di turismo si accontenta di questo. Nuovo comandante della Capitaneria di Porto Empedocle. Si tratta del capitano di fregata Antonio Ventriglia, che sostituisce il capitano di fregata Fabio Serafino. Oggi il passaggio di consegne. Arturo Cantella. Passaggio di consegne oggi al comando della Capitaneria di Porto a Porto Empedocle. Dopo 2 anni di permanenza, il capitano di fregata Fabio Serafino lascia il comando della Guardia Costiera Empedoclina per ricoprire il prestigioso incarico di comandante in seconda presso la Capitaneria di Porto di Augusta. Il comandante Serafino, nel corso di questi anni trascorsi alla guida del compartimento marittimo, sotto la cui giurisdizione ricadono anche gli uffici circondariali marittimi di Licata, Sciacca e Lampedusa, si è fatto apprezzare non solo per le sue indubbie capacità professionali che gli hanno consentito di raggiungere eccellenti risultati, ma anche per le sue doti umane, per le quali è stato apprezzato dai collaboratori e dagli interlocutori istituzionali. Al posto del comandante Serafino è arrivato il capitano di fregata Antonio Ventriglia, proveniente dal Comando Generale di Roma, dove negli ultimi 8 mesi si è occupato di tematiche inerenti ai servizi tecnico-nautici, nonché di interrogazioni parlamentari, di attività di consulenza giuridica. Stamani il passaggio di consegne davanti alle autorità civili, militari e religiose. Sì, 2 anni meravigliosi, 2 anni passati velocemente, evidentemente perché c'è stato l'entusiasmo che mi ha accompagnato dall'inizio alla fine in questa splendida avventura. Me li ha fatti passare forse un po' troppo velocemente. 2 anni meravigliosi, ricchi di soddisfazioni, soddisfazioni professionali, assolutamente, tante in tutti gli ambiti di competenza. Soddisfazioni personali, perché ho conosciuto un territorio dal quale mi aspettavo sicuramente tanto, ma non così tanto, dal punto di vista umano, dal punto di vista della vicinanza delle istituzioni, ma anche delle persone comuni. Quindi tanto, un territorio che mi ha dato tanto e che porterò con me nel cuore per sempre, in tutte le future destinazioni. Sono tante le attività svolte e qual è quella che porta nel cuore? Sicuramente le attività fatte, espletate a tutela dell'ambiente, una grossa attività condotta per alcuni mesi ci ha consentito di rilevare un deposito abusivo sul demanio marittimo di grande quantità, di grande estensione, sulla quale alcuni soggetti operavano una vera e propria gestione illecita di rifiuti. E quindi grazie anche alla Procura della Repubblica, al coordinamento della Procura della Repubblica, siamo riusciti a interrompere un traffico illecito finalizzato al riciclaggio, alla gestione e alla movimentazione illecita di rifiuti. Un'altra attività significativa, sempre a tutela dell'ambiente in via un po' indiretta, riguarda un grande quantitativo di pescato sottoposto a sequestro perché non idoneamente tracciato e che stava per finire illecitamente nella filiera della commercializzazione. Comandante, con quale impegno, diceva lei, l'impegno della continuità nell'assumere questo incarico di guida a Porto Empedocle? Ma sicuramente, perché la continuità è un fattore indispensabile per l'implementazione dei processi. Se la macchina ha funzionato si tratta semplicemente di migliorare quei particolari che uno in base alla propria sensibilità ritiene che vadano affinati.
Da quello che ho visto e da quello che ho sentito, il comandante Serafino ha fatto benissimo, quindi mi troverò in difficoltà nell'individuare i settori in cui effettivamente io posso apportare dei miglioramenti. L'impegno sarà gravoso, quindi come ho detto nel corso dell'allocuzione, del saluto, cercherò di dare il massimo. La realtà è abbastanza complessa, le linee di attività sono innumerevoli, non c'è soltanto il soccorso, non c'è soltanto il fenomeno migratorio. Da Porto Empedocle, come sapete, dipendono altri uffici veramente impegnativi, in primis Lampedusa. Quindi il compartimento marittimo si presenta con tutte le caratteristiche di un compartimento marittimo completo e complesso. Per cui io ho ritenuto anche di dover ringraziare il Comando Generale perché dandomi la guida del compartimento marittimo sicuramente mi ha attestato stima, considerazione, fiducia e evidentemente mi ha ritenuto capace di fare, se non meglio, quantomeno quello che ha fatto il comandante Serafino, che veramente ho stimato molto perché io già ho fatto un cambio di comando in Sardegna, l'ho detto nel discorso, e purtroppo in qualche collega c'è una sorta di gelosia nel lasciare il testimone, invece il comandante Serafino mi ha fatto delle consegne concrete andando sulla concretezza, sui problemi e quindi non posso che dire il meglio di lui e spero che i rapporti rimangano i più fraterni possibili. Cambio al comando del compartimento marittimo di Porto Empedocle, credo uno dei più importanti della sua giurisdizione, la direzione marittima di Palermo. Senz'altro non solo uno dei più importanti, anche uno dei più impegnativi. È uno dei compartimenti marittimi, fra l'altro, che ha alle dipendenze 3 uffici circondariali marittimi, Lampedusa, Licata e Sciacca. Basta già parlare l'impegno che viene profuso e che viene investito anche in termini, diciamo, di uomini su Lampedusa per i notori soccorsi che vengono effettuati quotidianamente in relazione anche ai flussi migratori. Ha avuto parole di elogio per il comandante Serafino? Senz'altro, perché effettivamente in questi 2 anni, che sono stati 2 anni intensissimi, in cui i contatti con la direzione marittima sono stati quasi continui e quasi quotidiani, veramente ha lavorato con molta determinazione e quando uno usa anche, diciamo, dei termini con spirito di sacrificio, non sono parole, diciamo, non sono frasi retoriche, ma bensì sono molto sentite. Uno stimolo in più allora per il comandante Vendriglia? Senz'altro uno stimolo in più, come effettivamente durante la mia allocuzione ho augurato che sicuramente opererà sul solco già tracciato dal comandante Serafino, ovviamente con maggiori, io ritengo, anche risultati professionali e personali. Un contributo della Confcommercio di Agrigento per le aziende di Ravanusa danneggiate dall'esplosione dell'11 dicembre. Arturo Cantella. Un segno concreto e tangibile di vicinanza del sistema confederale di Confcommercio verso gli abitanti di Ravanusa. Infatti ieri presso la sede del municipio, alla presenza dell'assessore Nobile, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, si è tenuta la cerimonia di consegna del contributo che Confcommercio Agrigento ha destinato alle aziende associate danneggiate dall'esplosione dell'11 dicembre scorso. Tutto ciò è stato possibile grazie alla sensibilità e alla concretezza dimostrate dalla Fondazione Giuseppe Orlando ETS, ente che per conto della Confcommercio Imprese per l'Italia fornisce assistenza alle imprese in condizione di particolare disagio. Il presidente della Confcommercio di Agrigento Giuseppe Caruana ha portato anche saluti di Marisa Tiberio, presidente della Fondazione, che ha augurato ad ogni singola azienda di poter al più presto essere una sana realtà del tessuto imprenditoriale ravanusano. Un segno penso importante per una comunità che ha subito e continua, diciamo, ad avere una ferita aperta rispetto a quello che è successo, una ferita aperta per l'Italia intera, per un territorio che certamente aveva bisogno di un minimo di segnale di attenzione, e noi lo abbiamo dato come Confederazione
territoriale di riferimento, e lo abbiamo fatto grazie alla Fondazione Orlando, la fondazione che fa capo a Confcommercio Nazionale, presieduta dalla presidente dottoressa Marisa Tiberio, a cui va il nostro ringraziamento per la sensibilità mostrata immediatamente rispetto alle nostre istanze, e grazie a questa interlocuzione costante e continua e grazie alla collaborazione sia del Comune di Ravanusa che degli imprenditori appunto che sono stati toccati da questa tragedia, siamo riusciti ad avere questa opportunità di un piccolo ristoro. Sono piccoli segnali, però sono importanti, perché come ci è stato dichiarato anche da uno degli imprenditori che attualmente è fermo nella propria produzione di apicoltura, il signor Tricoli, questa somma che è stata destinata alla sua persona, alla sua azienda, deve servire per farlo ripartire. Ecco, noi chiediamo che siano messi nelle condizioni gli imprenditori che sono ancora bloccati da questa tragedia di ricominciare e di ripartire, perché questo finanziamento è anche indirizzato a questa finalità ultima, far ripartire gli imprenditori che con queste somme ne hanno l'opportunità. Io sono l'assessore Antonino Nobile, ho le deleghe alla pubblica istruzione e alla solidarietà sociale. Stamattina è doveroso ringraziare la Confcommercio Agrigento, che per il tramite della Fondazione Orlando ha fatto una raccolta di 15.000 euro che stamattina doneremo alle 4 attività che sono situate dove è successo lo scoppio dell'11 dicembre. Per questo mi corre l'obbligo di ringraziarli sia a nome mio che a nome del signor Sindaco, ma di tutta la comunità di Ravanusa. Tricoli Mario Nazareno, apicoltore. Prima della pandemia eravamo 5-6 persone in tutta la provincia di Agrigento che avevano un laboratorio a norme legge come quello che è prescritto, come laboratorio di apicoltura. Ora tutto è finito, una grande somma per noi, perché anche un piccolo fiore è segno d'amore. Noi se ci riuscissero, se si sbloccassero le cose, ci dassero un laboratorio, questi soldi noi li investiremmo per riprendere l'attività. Sono Luigi Calci, la mia attività è pasticceria Nonna Marietta. Questo segnale che ci è arrivato con Confcommercio è stato un'agevolazione, è stato anche un aiuto per noi che abbiamo subito dei danni. Immagino che se non ci devono fare tutti, la vedo dura. Che cosa bisogna fare? Investire sull'attività Ravanusa. Salvatore Pitrola. Lei è un avvocato che aveva lo studio nell'area dell'esplosione? Sì, ho uno studio attualmente ancora lì in via Galilei, che è la zona dove è avvenuta l'esplosione. Devo dire, per qualche mezz'oretta di anticipo mi trovavo lì a lavorare allo studio. Mi ero allontanato e per fortuna, come dire, non ho avuto grandi danni. Ovviamente lo shock è rimasto grande, continua a essere grande, perché l'esplosione ha lasciato un forte senso di vuoto che tuttora permane, però spero che il tempo a poco possa lenire questa grossa difficoltà che abbiamo. Al di là dell'importo, l'importanza del gesto e della vicinanza di Confcommercio nel momento in cui ci è stata presentata l'abbiamo colto come un grande segnale di vicinanza. Al di là dell'attività dello studio legale, anche le altre aziende colpite in maniera anche più pesante, il segnale è forte, perché abbiamo bisogno di aiuto, c'è tanto da fare, tanto da ricostruire, per cui per noi è stato veramente un grande gesto. È un grande intervento veramente di cuore. E parliamo adesso di scuola, con il ritorno in classe all'Istituto Leonardo Sciascia di Agrigento. Arturo Cantella. Oggi primo giorno di scuola qui all'ITET Sciascia, tra l'altro lei inizia la sua avventura come dirigente scolastico, insomma tanta carne a fuoco, Presidente. Finalmente ripartiamo con una giornata che si colora dei volti, degli sguardi dei ragazzi che stiamo accogliendo insieme ai genitori, perché pensiamo che tutti quanti, scuola, comunità scolastica, famiglie, alunni, oggi siamo chiamati a stringere un patto, ad incontrarci guardandoci negli occhi per stabilire in che modo costruire
costruire questo meraviglioso viaggio dei ragazzi in questa scuola e soprattutto per la loro crescita e nella loro vita. È un'aula magna finalmente ricca della presenza e della bellezza dei giovani, degli adolescenti. I docenti si sono spesi tantissimo per preparare le attività che fossero maggiormente coinvolgenti e che prestassero molta attenzione, ecco, alle emozioni dei ragazzi, ai loro sguardi che a volte chiedono di essere ascoltati e accuditi. Ecco, già si ritorna in presenza, no? Dopo tanti anni di Covid, insomma, di diverse restrizioni, e questo è già una bella cosa, almeno da quello che si comincia a vedere sul volto dei ragazzi. Il contatto fisico sicuramente ci aiuterà, il contatto, lo sguardo ci aiuterà a comprendere meglio le esigenze di studenti e studentesse. Stiamo creando tutte le condizioni che possano mitigare anche gli effetti del Covid. Impareremo anche quest'anno a ricucire quelle relazioni, quegli strappi e soprattutto a creare quei momenti di socialità che sono la base fondamentale per costruire qualsiasi rapporto di insegnamento-apprendimento. Una traccia sulla nuova didattica e su quello che lei vorrà inserire? Faremo tesoro di ciò che abbiamo imparato negli anni della pandemia, con uno sguardo al nuovo, senza perdere di vista ciò che di bello, di buono, di importante la scuola ha già costruito. Una didattica che naturalmente metta al centro l'alunno e che si sappia mettere in ascolto delle sue situazioni di partenza, dei suoi bisogni, delle sue richieste di aiuto, senza con questo perdere di vista i traguardi in uscita, ciò che loro devono poter apprendere in termini di conoscenze, abilità e competenze per affrontare con responsabilità e professionalità il mondo degli adulti che li aspetta. Primo giorno di lezioni anche per i ragazzi dell'istituto Niccolò Gallo, sempre ad Agrigento. Inizio un nuovo anno scolastico alla preside Casà, Istituto Gallo. Con quali obiettivi pensate di arrivare quest'anno, anche in vista dei nuovi corsi didattici che si affronteranno? Sì, quest'anno siamo un po' all'insegna dell'apertura della scuola, anche con le dovute precauzioni rispetto alla malattia Covid che ci ha in questi 3 anni reso la vita un po' difficile, non a noi docenti, non a noi dirigenti, ma a tutti i ragazzi. I ragazzi, il primo giorno di scuola è stato ieri, abbiamo avuto l'accoglienza delle prime, abbiamo un po' spiegato com'è la struttura della scuola, ma già loro l'avevano scelta perché diciamo con l'orientamento erano già venuti a vederla. Abbiamo detto anche che la scuola è fatta di regole e l'indirizzo enogastronomico ha necessità di regole. Anche gli altri indirizzi diciamo, all'interno della scuola possono offrire ai ragazzi quelle competenze fondamentali che poi li metteranno nel mondo del lavoro o nel mondo universitario. La scuola quest'anno aperta si vede più contentezza all'interno dei corridoi, della classe, anche i docenti, questo stare assieme che è fondamentale sia per i ragazzi sia per tutti gli insegnanti, fanno sì che la scuola quest'anno sembra molto più viva rispetto agli anni che abbiamo avuto. Noi speriamo che la pandemia i casi possano scemare e quindi possano ridursi e alla fine avere una scuola viva, focosa, bella, che dà quegli giusti apprendimenti per poter poi queste ragazze acquisire quelle competenze che gli permetteranno di andare a interagire nel mondo del lavoro dove andranno realmente ad operare, ma anche nel mondo universitario. Anche perché l'enogastronomia ha una fortissima richiesta da parte di aziende, sì, non solo in Italia ma un po' in tutto, c'è purtroppo una carenza. Quest'anno c'è stata una richiesta, i ragazzi quelli di quinta, tutti al lavoro, abbiamo avuto alcune strutture
tipo importanti, tipo il Bruserena che ci ha chiesto, ma noi non abbiamo potuto rispondere alla richiesta perché i ragazzi erano tutti impegnati. L'avvio al mondo del lavoro è certo e sicuro con l'enogastronomia e quindi i ragazzi vengono già felici nella consapevolezza, se non vogliono continuare gli studi, perché c'è qualcuno che poi si appassiona tanto che poi sceglie quelle facoltà che sono consone anche all'enogastronomia. Tra l'altro voi durante l'anno fate parecchia prova pratica in queste aziende. Sì, ma già cioè in questi anni c'è stata un poco di riduzione perché non li abbiamo mandati in aziende, nelle aziende perché nei ristoranti per il motivo del Covid, però all'interno del curricolo con la riforma dei professionali i ragazzi fanno da 7 a 9 ore, quindi già dalle terze classi, quindi già l'esigenza di fare molta pratica per avere poi quelle competenze fondamentali e basilari per andare a lavorare li fanno anche a scuola. Ricordiamo l'indirizzo nautico, quanto è importante a Porto Empedocle. Sì, e come sapete Porto Empedocle è una città portuale, quindi questi ragazzi possono benissimo, oltre possono fare l'università e quindi questo è fondamentale, è un istituto tecnico che dà la possibilità a questi ragazzi di potersi inserire nel mondo del lavoro anche localmente, o nelle grandi navi se vogliono andare fuori, oppure anche all'interno di Porto Empedocle stessa. Abbiamo anche il Brunelleschi, meccanica e meccatronica, abbiamo anche indirizzi l'ex geometra, quest'anno abbiamo avuto anzi una classe di afflusso in più per quanto riguarda l'ex Brunelleschi, la meccanica e meccatronica, proprio perché i ragazzi hanno trovato nella scuola quello che cercavano, hanno trovato consigli di classe adeguati alle loro esigenze, hanno trovato una scuola aperta al territorio, hanno trovato quello che loro vogliono trovare a scuola, chiaramente sensibilità, umanità, ma anche regole e il fatto di vivere in un ambiente democratico dove i ragazzi vivono la loro giovinezza apprendendo è una cosa fondamentale per la scuola. Pausa per la pubblicità, linea alla regia. A tra poco. Ristoratori palermitani sul piede di guerra, singolare la protesta. È una situazione estrema perché ci troviamo in un momento di buon lavoro come appunto l'estate. È una situazione estrema, veramente in cui siamo spaesati, perché lavorare bene nella nostra storicità, in un locale che oramai è conosciuto a Palermo e anche fuori da Palermo, lavorare e trovarsi come se fossero le tasche bucate, perché tutto ciò che rimane, tutto ciò che sarebbe il nostro guadagno in realtà e di più se ne va in una luce, quindi non un acquisto di un bene, dei vini, dei frigoriferi oppure dei corsi per i nostri dipendenti, null'altro, luce. E quindi allora che si fa? E allora non ci resta che spegnere le luci come gesto estremo per dire che così non si può andare avanti. Vediamo appunto le luci che si spengono, è un segnale questo che volete dare soprattutto al governo italiano? È un segnale di non ritorno perché qui si sta giocando sul fuoco. In un periodo in cui bisognerebbe mettere del fieno in cascina in vista dell'inverno, in realtà noi ci stiamo dissanguando. E come noi tutte le attività italiane. E guardate bene, non tutti stanno applicando gli aumenti, nemmeno noi, perché altrimenti con gli aumenti che ci sono oggi dell'energia e della materia prima dovremmo vendere un piatto di pasta non meno di 40 euro. L'ultima bolletta della luce è sopra i 20.000 euro? L'ultima bolletta della luce è di 27.000 euro contro i 6.000 dell'anno scorso. Con gli stessi consumi? Con gli stessi consumi, anzi qualcosa di meno perché siamo stati attenti. Ci sono dei tuoi colleghi che già hanno abbassato le saracinesche purtroppo? C'è veramente una possibilità di non ritorno, perché nel momento in cui i prezzi anche al dettaglio, anche dei ristoranti inizieranno a galoppare in linea con questa inflazione, allora sarà impossibile andare a mangiare fuori e ci sarà un blackout non tanto dell'energia qui all'Osteria Ballarò, ma del tutto il sistema paese, perché non ci sarà più flusso di moneta, non ci saranno più scambi. È il commercio, se lo blocchi si blocca tutto. Assolutamente sì, è un momento in cui c'è bisogno di grande aiuto. In pandemia ci aiutavamo chiudendo i locali
qui praticamente non possiamo chiudere perché comunque le utenze corrono, anche in un momento in cui dovremmo stare chiusi. I nostri frigoriferi lavorerebbero, mediamente considerate che un frigorifero sciupa 10 euro al giorno e l'aiuto è assolutamente urgente. Secondo noi si va incontro anche a un grande periodo di speculazione che si può ipotizzare perché se in Spagna e in Portogallo un aumento del 10% è assolutamente comprensibile e soprattutto sostenibile, qui in Italia abbiamo un aumento del 400, 500, anche 700-800%. Questo andrebbe spiegato anche come mai chi utilizza delle energie rinnovabili le vende come energie tradizionali e quindi approvvigionamento anche dal gas. E noi siamo alla canna del gas, scusando il gioco di parole, perché non riusciamo materialmente a venirne fuori ed è un problema che mese dopo mese cavalcherà sempre di più perché le aziende si indebiteranno fino a chiudere assolutamente. Queste candele potrebbero essere spente da un momento all'altro se la situazione non viene presa ma veramente in mano sul serio dal governo nazionale. La tua è una delle pizzerie più importanti d'Italia, ha vinto dei premi, dei riconoscimenti. Oggi avete spento le luci, ci parli di questa iniziativa? Sì, oggi abbiamo aderito come FIPE Confcommercio Sicilia, abbiamo lanciato La Sicilia spegne le insegne. Noi abbiamo voluto fare di più, abbiamo spento proprio quasi tutte le luci se non quelle essenziali per sensibilizzare anche i nostri clienti. Il problema non è solo nostro, il problema è dei nostri dipendenti, il problema è delle famiglie dei nostri dipendenti e anche delle altre famiglie, perché tutti abbiamo a casa un interruttore della luce, tutti abbiamo un fornello del gas e quello è un problema che ci investe tutti. Per questo chiediamo l'aiuto urgente che potrebbe essere fatto direttamente non sulle aziende, non sull'utenza finale, ma sulle società che gestiscono l'erogazione dell'energia. Sicuramente anche perché dobbiamo trovare soluzioni immediate, questa volta non ce la possiamo veramente fare. Da qui a fine anno, se questo costo non si mette un argine a quella che è in atto una spinta speculativa, perché lo dobbiamo dire, non c'è soltanto la responsabilità della Russia e del costo del gas aumentato, ma in effetti c'è in atto una speculazione, ma le imprese non ce la possono fare, da qui a fine anno non ci arriviamo, quindi occorre porre rimedi e questo è uno dei simboli della nostra protesta per dire sbrigatevi a fare qualcosa che risolva. Bollette assolutamente ingiustificabili, 23, 25, 27 mila euro, c'è chi già sta abbassando le saracinesche, Presidente. Ma guardi, il paradosso, a parte i costi, perché i costi magari sono rapportati e la gente può non capire, la spiegazione a questa spinta proprio speculativa è data dal fatto che anche quello che viene da fonti di energia rinnovabile, anche l'energia che viene prodotta da altro rispetto al gas è aumentato per 4 e 5 volte, quindi perché stiamo permettendo tutto questo? Quello che può mettere in ginocchio le imprese, può mettere in ginocchio le famiglie, i pensionati, può ridurre a zero il nostro potere economico, quindi significa che salta il banco, ma non salta il banco delle imprese, salta il banco Italia. Sì, il momento è critico, dobbiamo affrontare la situazione, però dobbiamo essere ottimisti. Ottimisti, però ci sono i costi delle bollette che stanno aumentando tantissimo. Sì, passeremo sicuramente un mese d'inferno, però affronteremo anche questo. Dopo 2 anni di pandemia, dopo tutto quello che è successo, io sono fiducioso. Certo, il momento è brutto, le bollette sono quelle che sono, la gente inizierà a uscire di meno, però si affronta. Ho voluto sostenere questa iniziativa perché ritengo che i nostri imprenditori, gli esercenti cittadini abbiano davvero bisogno di un sostegno dal punto di vista anche istituzionale, in un momento così delicato che vede grande sofferenza, in un momento in cui doveva esserci invece una ripresa post-Covid. Credo che bisogna agire su tutti i piani, prima di tutto quello politico, su una scala
globale che passa dal comune attraverso la regione e lo Stato. Ogni livello istituzionale deve fare la propria parte. Questa è una serata assolutamente, come dire, simbolica, che vuole raccontare un enorme disagio che credo non sia ancora neanche esploso in tutta la sua complessità, perché per fortuna molti esercenti hanno ancora dei contratti di energia elettrica bloccati, ma non tutti evidentemente sono in queste condizioni, e bollette dalle cifre davvero eccessive, insormontabili, rappresentano un ostacolo alla crescita economica della nostra città, già ferma al palo per moltissime ragioni. Oggi, diciamo, sul piano istituzionale il Comune di Palermo può essere da sostegno, certamente, diciamo, faremo i dovuti approfondimenti per comprendere in che modo l'amministrazione comunale può sostenere gli imprenditori locali. Messina, una città in crisi per l'occupazione. Vediamo. Noi abbiamo bisogno di riaprire i temi dell'occupazione reale, non soltanto legata alla macchina pubblica, ma creare attrattività sul territorio per le imprese, per gli artigiani, ma soprattutto garantire, soprattutto in questo momento dove il caro energia sta creando una morsa molto preoccupante, garantire che i commercianti e gli artigiani non vadano al collasso, quindi creare un sistema pubblico amministrativo, ma soprattutto sistema territorio che garantisca e sostenga gli imprenditori e gli artigiani del nostro territorio. Da qui recuperare le aree, quindi parlare di aree artigianali di cui non se ne parla troppo poco, recupero di queste aree, progettualità col PNRR anche in termini energetici, e garantire a chi fa impresa all'interno di queste aree diciamo, fiscalità di vantaggio come quelle legate alle aree ZES, ma soprattutto un sistema che li supporti nell'affrontare le sfide del sistema globale. Ovviamente attorno a questo le opportunità per i ragazzi arriveranno e i ragazzi non andranno più via, solo questa è la ricetta per andare avanti, quindi intanto bisogna avere coesione sociale e capacità di stare insieme e guardare alla proiezione futura del territorio che offre tante opportunità. Perché dal suo punto di vista in questa campagna elettorale che per la regione, per le elezioni politiche, non sembra esserci tanto spazio al di là di 2 o 3 temi, certamente quello del caro bollette che incide tantissimo, ma il tema del lavoro forse viene toccato ma non viene approfondito. Io credo che di industria e di lavoro vero se ne parli poco perché è una materia molto complicata, molto complessa e che nessuno, soprattutto nei momenti elettorali, vuole prendere in mano. Veramente guardare a quelle aree artigianali che abbiamo abbandonato come quella di Larderia, di Giammoro, che hanno un potenziale enorme, e non guardare in chiave produttiva è veramente uno schiaffo. Noi su questo stiamo lavorando e vogliamo costruire, abbiamo più volte denunciato questa situazione, però su questo abbiamo di bisogno veramente del supporto dell'istituzione e ci auguriamo, siamo convinti che l'amministrazione con quello che ci ha illustrato giorno 8 di agosto quando ha presentato Lancia Messina possa essere l'inizio di questo percorso. Noi ci saremo come CISL, spingeremo su questo, se lo dovremo fare soli lo faremo anche soli, ma sono sicuro che troveremo tanti compagni di viaggio per portare avanti la materia del lavoro. Si deve parlare del lavoro in maniera seria, non si può parlare per spot, anche della cantieristica navale e di altre questioni. Noi abbiamo delle attrattività anche industriali, quindi abbiamo delle aree dove ci sono infrastrutture importanti, va fatta una riflessione serena dove gli imprenditori anche che insistono in quelle aree debbono dire quali sono le difficoltà che trovano e come possiamo tutti aiutarli per creare maggiore occupazione senza creare caccia alle streghe. Però è chiaro che la città ha bisogno di recuperare questa fetta di mercato, d'altronde gli studi anche diciamo, di professori universitari dichiarati nella città negli ultimi anni dimostrano che questa città in termini di economia vive tra reddito di pubblica amministrazione e di pensionati al 90%. Noi dobbiamo aumentare quel 10% che rimane di attività produttiva e alzare la percentuale in maniera tale che si riequilibri il sistema e magari la città diventerà attrattiva e creerà opportunità per i giovani e non andranno via. E siamo giunti al punto settimanale del commissario dell'ASP di Agrigento, Mario Zappia. Appuntamento di metà settembre con la situazione epidemiologica nella nostra provincia. Siamo ancora con il trend che abbiamo affermato nelle scorse settimane, abbiamo ancora un trend in calo per quanto riguarda i nuovi casi positivi all'interno della nostra provincia. Anche per quanto riguarda la percentuale di positivi sui tamponi effettuati, ovviamente sempre quelli ufficiali nostri, anche questi siamo in calo. Stiamo parlando del 20%, quindi sono sempre numeri alti. Io vi ricordo, anche a costo di sembrare monotono e ripetitivo, che il 20% di tamponi positivi è un numero importante per quanto riguarda la circolazione del virus. Con lo stesso andamento, sempre in discesa, abbiamo sia i pazienti ricoverati in medicina Covid a Ribera che in terapia intensiva. La nota dolente rimane sempre quella delle vaccinazioni, come poi
potete ben capire. Le vaccinazioni sono quelle per la quarta dose sta andando a rilento, adesso sapete tutti che c'è la nuova formulazione, quindi la cosiddetta quarta dose che siamo chiamati a somministrare e per la quale da questa settimana ci si sta organizzando, perché si prendono adesso le prenotazioni e a partire dall'ultima settimana di settembre, ovviamente ci sono alcune vaccinazioni che vanno fatte immediatamente, si riparte con la programmazione per hub e centri vaccinali in tutta la nostra provincia. Quindi diciamo che l'andamento Covid in questo momento è sul basso e ringraziamo Dio per questo. Per quanto riguarda qualche notizia che degna di rilievo, vi ricordo che è stata completata la procedura per le malattie infettive, perché ricordate che l'abbiamo attivata ed è attiva a Ribera, però il primario era andato via per motivi professionali familiari e abbiamo rifatto la procedura e abbiamo un nuovo primario che immagino i primi di ottobre potrà insediarsi. Vi ricordo pure che a ottobre partirà di nuovo la pneumologia per quanto riguarda l'ambulatorio e poi abbiamo l'attivazione su Sciacca, la fornitura e l'attivazione delle pompe per l'infusione per i pazienti oncologici, che è una delle cose che abbiamo fatto ad Agrigento, a testimonianza che ovviamente noi guardiamo al distretto di AG1 e di AG2 alla stessa maniera, così come vorremmo che fosse per tutte le attività che noi portiamo avanti all'interno della nostra azienda. Il concetto di aziendalizzazione è un concetto che vale in un senso e nell'altro, non possiamo pensare che quando riceviamo qualcosa ben venga, ma quando dobbiamo dare io sono di Sciacca, io sono di Licata, io sono di un altro posto, non funziona così. Funziona che se l'azienda è azienda è così. Stiamo proseguendo anche con la ricerca di nuovo personale, pare che qualche risposta sia arrivata dalle società che forniscono professionisti privati, però appena verrà conclusa la procedura ovviamente daremo notizie anche di questo. Appuntamento alla prossima settimana. Bene, era questa l'ultima notizia, grazie per l'attenzione e arrivederci.